qui parte il nostro percorso in questa giornata, credo indimenticabile, sicuramente per Tonino Alfonso che l'ha organizzata. Assolutamente sì. Una giornata importante perché oggi si parlerà con i ragazzi, si parlerà di tradizioni, di musica, di comunicazione, di come è cambiato anche il mondo della comunicazione, della musica, no Tonino? E infatti ho già detto in premessa che questi falsi ideali che stiamo inculcando ai giovani sono da sfatare. Non si può vivere aspettando di arrivare all'Isola dei Famosi o a X Factor o a Amici, perché c'era una possibilità su 5 milioni come vincere la Lotto, ragazzi. La realtà della Sardegna è un'altra, noi siamo gente che può vivere un'isola felice. Le canzoni di Stentales, e questo non è onore di dirlo, insegnano anche a voler bene a questo mondo. Ed è il motivo per cui ho voluto far confrontare la loro musica, le loro canzoni, la loro storia con quella di Alghero, con le nostre canzoni e con la nostra storia, che sono la stessa storia, la storia di un'isola martoriata, che però grazie anche a noi, grazie anche a loro, grazie ai ragazzi che iniziano a capire che non sono quelli gli ideali veri stanno da un'altra parte, stanno nel mondo dell'agricoltura, nel mondo della pastorizia, nel mondo della cultura, nel mondo del turismo vero, non di quello usa e getta, stanno nella nostra isola, che è un'isola felice e meravigliosa se la sapessimo gestire. Qualcuno forse lo ricorderà, quel giovane emigrato, partito come tanti da un piccolo paese per necessità. Qualcuno forse li ricorderà, quei visi poco attenti, visti nei permessi e nulla osta per attraversare il mare. Occhi grandi pronti ad avvistare una terra che li aspetta all'orizzonte, un'altra se ne vede allontanare, così lontana l'Argentina. Però che bella storia, contadino a presidente, riportando alla memoria un santo presidente. Però quanti misteri, circondano il tuo nome. In tanti forse non dimenticheranno le stragi di quegli anni, giovani ammazzati, scomparsi, trucidati o scappati per amore. In tanti forse lo ricorderanno, quel grande dittatore che è diventato presidente sotto falso nome, bruciando archivi e fotografie. Con Tonino Alfonso oggi qui all'interno di questa scuola dove siamo? Al liceo scientifico di Alghero, ospiti del dottor Antonello Corre d'Anchisa, anche lui musicista naturalmente. Con il quale poi parleremo, ma attenzione, c'è Gigi Sanna che da Bademan, da Nuoro, oggi si è trasferito qui nella zona del mare perché ci teneva insomma di parlare con questi ragazzi di poi le argomentazioni in riferimento a quelle che sono le nostre tradizioni. Beh sì, comunque la Sardegna, ripeto, è un'isola e tutti ci si conosce. La cosa bella è che ho trovato veramente un pubblico vivo, delle persone veramente capaci e soprattutto entusiaste di apprendere questa cultura sarda che purtroppo sta andando un po' alla deriva, visto che siamo in zona di mare. La cosa che mi dispiace è senza dubbio che
non c'è forse una volontà, anche troppe volte politica, di portare avanti determinate culture e tradizioni, quindi la lasciano un po' abbandonata. Ringrazio Tonino Alfonso appunto per la sua grande bontà di ospitarci in questo bellissimo posto e logicamente le scuole che sono state veramente la cornice di questa bellissima scenografia. Ti faccio una domanda però Gigi, non pensi che forse ci sia troppa deframmentazione su quella che è la propositività della cultura della nostra isola, parlo a livello musicale e non solo, forse anche a livello letterario? Bah, no, non oserei dire la parola frammentazione, oserei dire che ci sono troppi improvvisatori magari, gente che comunque usa la cultura e la tradizione soltanto perché ci sono interessi economici dietro, quindi io ho sempre uno slogan, sardi per essere, non per avere. Però che bella storia, da contadino a presidente, riportando alla memoria un sardo presidente, peronisti e ben pensanti, non ci crederanno mai. Donde natio però? In Argentina, in Sardegna, a Mogliada. E noi siamo in compagnia di Antonello Colle d'Anchise, che è il preside poi di questo istituto, anche se non si dice più preside, no? Dirigente scolastico, ma preside vale sempre, anzi lo trovo un pochino più affettuoso che dirigente scolastico, sì. Allora, raccontiamo questa giornata di oggi, quella che è stata una mattinata credo importante per i vostri amici che studiano qui, per i vostri studenti, ma è importante anche per quelle che sono le tradizioni della nostra isola. Ma io penso che sia stata una mattinata meravigliosa. Gli Stentales sono riusciti a fare oltre ciò che ci aspettavamo, cioè sono riusciti a coinvolgere i ragazzi, li hanno fatti cantare, gli hanno fatto battere le mani e poi soprattutto hanno portato avanti un discorso che è un discorso di una canzone impegnata, poetica, umana, una canzone per la solidarietà e non solo una canzone per le vendite. È un discorso che i ragazzi di oggi seguono molto e sono molto sensibili a questo tipo di iniziative. Quanto sta cambiando il mondo della comunicazione in riferimento anche ai vostri studenti? Come è cambiato insomma nell'arco di tutti questi anni? Tu che sei tanti anni ormai che sei dirigente scolastico. Beh sì, qualcosa sta cambiando. Allora, siamo in una fase di transizione dalla carta stampata al digitale e i ragazzi sono già un pochino più avanti di noi tutto sommato in questo, perché utilizzano Facebook per le loro informazioni, utilizzano i motori di ricerca come Google, vanno nei siti ad avere le loro informazioni, sia informazioni sociali sia per quanto riguarda la musica. Oggi abbiamo dei network come YouTube dove puoi trovare tutto aggiornato a 5 minuti fa. Credo che sia una cosa positiva e molto bella, però non dobbiamo dimenticare che anche la cultura tradizionale fa parte della cultura dell'uomo, quindi i ragazzi devono fare sia l'una che l'altra cosa. Questo è un liceo che propone una forma di istruzione molto forte ancora oggi e che dà una preparazione molto buona da un punto di vista culturale.